tema è delicato e riguarda tutti i professionisti sanitari. Evidentemente li riguarda in maniera profondamente differenziata a seconda di che ruolo ricoprono, se sono dipendenti, pubblici, privati o liberi professionisti. Però comunque la riforma investe tutti, anche se in misura diversa e come dire, ognuno con le sue peculiarità. Allora, gli aspetti normativi quindi della legge Gelli come tematica. Qui dovrebbe funzionare il cambio, se non funzionerà procederemo in maniera manuale, allora chiederei la cortesia a qualcuno, se no. Grazie mille allora, niente, questi potenti mezzi. Aspettate che però facciamo una prova. Perfetto, benissimo, fatto. Allora, scorrerò velocemente visto che il tempo è limitato e quindi, come dire, sarò più breve di quello che avrei voluto originariamente. Allora, l'articolo 1 pone il tema, un principio, no? Per cui la sicurezza delle cure è parte costitutiva del diritto alla salute, diritto prescritto prevalentemente dall'articolo 32 della Costituzione, poi ripreso anche comunque dall'articolo 8 della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo, che adesso, come sapete, è parte integrante del nostro sistema di tutela dei diritti a livello costituzionale, oltre che a livello di Unione Europea è stata integrata. Questa, come dire, da un lato è una banalità, nel senso che era una cosa che già si considerava, già la giurisprudenza diceva sempre che questo è il diritto alla sicurezza delle cure, fa parte del diritto alla salute. Pur tuttavia è stato importante ribadirlo, è stato importante dirlo, perché in modo da fornire piena tutela a questo diritto qui. Attenzione, piena tutela a entrambi, a tutti i soggetti che operano, sia al paziente e sia al professionista sanitario. Dopodiché è significativo che, quello che diceva adesso Gina, alle attività di prevenzione del rischio è tenuto a concorrere tutto il personale per quel che concerne le strutture sanitarie e sociosanitarie, compresi i liberi professionisti che vi operano. Attenzione, quindi qui stiamo parlando di liberi professionisti che operano all'interno comunque di strutture. Veniamo quindi, come dire, allora, definito il primo punto più programmatorio, veniamo quindi a quelle che sono le prescrizioni di questa legge. Sono tante, l'attenzione, come dire, mediatica si è concentrata prevalentemente sul tema della responsabilità penale e civile. E pur tuttavia, e sul tema poi delle linee guida, di cui parlerà ampiamente dati i tempi stretti Gina, comunque fra poco. E ci sono altre tematiche che sono molto importanti in realtà, che vanno nell'ottica di un disegno complessivo, anzi leggevo recentemente un'intervista dello stesso Gelli, cioè del presentatore della legge, che la sta spiegando in giro in molti convegni, che diceva, tutti parlano della responsabilità, che è un punto importante, ma a me forse le cose che interessano di più sono la prima parte, vale a dire le parti sulla prevenzione, sulla gestione del rischio, perché fa questo a livello, cioè la responsabilità riguarda il singolo professionista ed è importante, così come il paziente, però queste tematiche riguardano il sistema nel suo complesso, sono quelle, come dire, strategiche per affrontare il tema dei danni nell'ambito dell'attività sanitaria. Allora, quindi innanzitutto qui si prevede che le regioni possono affidare all'ufficio del difensore civico il ruolo di garante del diritto alla salute. Essenzialmente come funziona? Funziona in maniera simile a quello che fa solitamente il difensore civico, cioè che chiunque che si ritenga in qualche modo leso dalle prestazioni sanitarie per un qualunque ragione può segnalare disfunzioni del sistema al difensore e poi lui procede, fa tutto un procedimento nell'ambito dei poteri normali del difensore civico, segnalando quindi le strutture, facendo una relazione e quindi come forma di pressione per andare a risolvere questi problemi. Oltre a questo ruolo, quindi del garante per il diritto alla salute, in ogni regione è istituito un centro per la gestione del rischio sanitario. Questo centro che ruolo ha? Ha il ruolo di raccogliere tutte le informazioni che arrivano dagli specifici centri sociosanitari presenti sul territorio e quindi raccogliere informazioni su cosa? Sugli eventuali eventi dannosi, sugli eventuali contenziosi in essere, sugli aspetti economici anche, sulle conseguenze economiche di questi fatti. Come vedete io la legge qui ho sintetizzato, cioè ho messo solo i commi fondamentali e se vi può essere utile ai fini di scorrimento, poi le slide sono condivisibili anche se non sono niente di che, è il testo normativo, in grassetto, come dire, c'è un'ulteriore sintesi che può filare per vedere proprio i concetti essenziali. E quindi insomma, quindi abbiamo visto difensore civico come garante, in ogni regione e provincia autonome, vabbè, come sempre, un centro ad hoc che si occupi di raccogliere i dati.
Questi centri a loro volta riferiscono a un osservatorio che è istituito a livello nazionale. Questo osservatorio quindi acquisisce dai centri tutti questi dati di cui abbiamo parlato prima, insomma, prima abbiamo semplificato. A che scopo? Lo fa allo scopo di, uno, mappare, monitorare quello che avviene in giro per l'Italia e quindi poi mettere insieme i dati in maniera aggregata, capendo un po' dove sono le problematiche sui vari territori e anche statisticamente quali problemi ci sono di più, quali di meno, quali danno luogo a contenzioso. E poi per proporre delle soluzioni, quindi i dati di misura di prevenzione e gestione del rischio e poi per fare formazione e aggiornamento del personale sanitario. Questo, prima di entrare sul tema trasparenza, che è il tema successivo, è un tema di estrema importanza, nel senso che il tema dell'osservatorio dei centri, nel senso che nell'ottica della legge Gelli diventa il cardine su cui si imposta tutto. Cioè, mentre noi combattiamo comunque i malfunzionamenti attraverso tutti i meccanismi di cui parliamo dopo, creiamo una struttura che ce li risolva per il futuro. E qui c'è tantissima letteratura, anche sia scientifica, sia tecnica, sia giuridica, sulla costruzione di strutture che gestiscano il rischio, che lo studino, lo monitorino e poi lo gestiscano. Ed è quello che sta più o meno avvenendo anche in altri ambiti, al di fuori della materia sanitaria. Pensiamo al campo dell'ambiente. Quindi diventa tematica centrale. Poi, come sappiamo bene in queste cose, come è stato anche in altri campi nella pubblica amministrazione, queste cose possono essere molto utili, possono essere tanto quando non asset, possono finire nel nulla e diventare solo dei luoghi dove si fanno lunghe relazioni che non portano a niente. Quindi questa sarà una grande sfida che insomma, questi centri avranno poi davanti nella gestione dei dati. Articolo 4, a proposito di dati, la trasparenza. Anche questo è un maxi principio di cui si sta parlando moltissimo in questi ultimi anni, la trasparenza nella pubblica amministrazione, che riguarda anche tante altre cose. Qui invece, più di preciso, applicato quindi alla materia sanitaria, c'è un principio generale di trasparenza, anche qui declamatoria, insomma, nel senso serve dire che c'è il principio perché comunque poi ti aiuta nell'interpretazione delle norme puntuali. E poi tutta una serie di norme puntuali. In particolare c'è questa norma che dice che la direzione sanitaria della struttura, entro 7 giorni dalla presentazione della richiesta da parte degli aventi diritto, fornisce la documentazione sanitaria al paziente. Lo fa preferibilmente in formato elettronico. Qui c'era stata una ampia discussione in sede parlamentare perché si voleva imporre il formato elettronico, dopodiché ci si è resi conto che era troppo presto. E qui vedete è una costante, come è avvenuto nell'amministrazione pubblica attraverso il discorso del CAD. Da un lato si punta verso l'informatizzazione, ma dall'altro lo si fa in maniera sicuramente graduale. Allo stesso modo anche c'è un obbligo di pubblicazione del proprio sito internet, non ovviamente dei dati personali dei pazienti, questo ça va sans dire, ma dei dati relativi ai risarcimenti che sono stati erogati nell'ultimo quinquennio per colpa professionale della struttura. Questo è un modo evidentemente per responsabilizzare le strutture e far loro capire insomma, che saranno valutate negativamente dal pubblico e quindi dai fruitori, dai pazienti, per come gestiscono poi cioè per come i loro professionisti che ci lavorano dentro trattano i pazienti e quindi con le conseguenze poi su un piano civilistico. Ovviamente, lo anticipo già, dovrebbe esserci dopo, anzi è inserito nella norma finale questo, i dati che vengono trasmessi ai centri e agli osservatori sono dati che sono coperti da riservatezza e quindi non possono poi, non possono venire pubblicati da un lato e dall'altro, molto importante, non possono venire utilizzati nei procedimenti giudiziari contro le strutture o contro gli esercenti. Perché se no nessun medico, psicologo, infermiere, odontoiatra vorrà mai comunicare i dati relativi ad eventuali propri errori o dei propri sottoposti nella sua struttura. E invece da un lato c'è l'obbligo di farlo, ma dall'altro c'è la garanzia che questi dati non verranno utilizzati nei procedimenti giudiziari contro di loro. Questo è l'articolo 5. L'articolo 5 è importantissimo, è uno dei fulcri della riforma ed è una rivisitazione di tutto il tema delle buone pratiche e delle linee guida essenzialmente. Questo tema però io non lo tratto, visto che poi ne parlerà Gina direttamente. Dovremmo poi dire qualcosa su questo perché anticipo una cosa, questo diventa la base poi per la determinazione della responsabilità in materia penale e quindi diventa molto importante come vediamo fra poco e comunque un criterio utile anche per la responsabilità in materia civile. Quindi le linee guida, se vogliamo, diventano
ho detto prima, la gestione del rischio come primo cardine della riforma. 2, modifica del concetto di linee guida, importantissimo. Ne parlerà dopo Gino su questo. Dopo, molto velocemente, però io salto per non duplicarci, non rallentare ulteriormente. Penale, abbiamo detto prima, responsabilità penale e civile, sono i 2 temi fondamentali, no? E, come dicevamo prima, forse ce ne sono i più importanti per il legislatore, ma quelli che più toccano la vita dei vari professionisti coinvolti. Allora, viene introdotto il 590 sexies nel codice penale. Sapete che questo è il modo, quando si vogliono aggiungere articoli, no? si fanno bis, ter, quater, così, per non abolire gli altri e non far saltare la numerazione. Però sono articoli esattamente come gli altri, sono con lo stesso valore di legge. Cosa dice questo articolo? Dice: se i fatti di cui agli articoli 589 e 590 sono commessi in attività sanitaria, si applicano le pene ivi previste. Questa qui sembra una norma un po' assurda e infatti è stata molto contestata, nel senso che sembra un po' inutile, nel senso che si limita a dire che che l'attività sanitaria si applicano le norme normali del codice penale di tipo generale. E vabbè, insomma, questa è una specificazione, se mai questo fosse stato messo in dubbio. Ma ciò che conta davvero è il secondo comma e che in fondo dà un senso al primo, cioè creando un rapporto fra regole ed eccezione, diciamo. Cosa dice il secondo comma? Questo è il punto fondamentale sulla responsabilità penale. Qualora l'evento si sia verificato a causa di imperizia, la punibilità è esclusa quando sono rispettate diciamo, le raccomandazioni previste dalle linee guida. Lo dico come categoria generale, non entro appunto su questo tema nello specifico. Sempre che le linee guida risultino adeguate alla specificità del caso concreto. Questo è un punto essenziale, nel senso che con questa norma si supera intanto 100 anni di giurisprudenza sul tema, ma a parte questo si supera le previsioni del decreto Balduzzi del 2012, che invece prevedevano un'altra cosa. La norma era diversa sotto vari profili, non c'è il tempo, come dire, analizzarli tutti analiticamente, ma 2 sono i punti essenziali. Anche quella norma prevedeva, come dire, un regime speciale, diciamo, di favore per il professionista sanitario e lo distoglieva dall'applicabilità generalizzata rispetto del codice penale rispetto a qualunque altro tipo di attività, anche di un altro professionista. Parliamo qui di omicidio colposo e lesioni colpose, quindi la creazione nel paziente di una malattia e quindi di un danno al suo assetto psicofisico. Quindi insomma parliamo di reati comunque delicati, 589, 590. Perché viene tolto il professionista sanitario? Perché, questa è la spiegazione che dà Gelli personalmente, perché rispetto anche ad altri professionisti che quindi hanno problematiche simili, l'avvocato mettiamo per altri versi, il professionista sanitario non padroneggia, non può avere il totale controllo sul corpo e la psiche umana, che sono gli elementi su cui agisce, mentre in teoria almeno, questa è la spiegazione di parte comunque di un medico e di un professionista sanitario, insomma, mentre in teoria altri professionisti hanno un maggiore controllo e quindi sanno che se questo cagiona una lesione mettiamo un ingegnere, un architetto, se la casa crolla, invece lui doveva evitarlo. E infatti l'obbligazione è di mezzi, non di risultato vostra, così come dei medici. Cioè voi non potete garantire al paziente l'ottenimento di un risultato. E quindi questa è la differenza fondamentale e per questo meritate, diciamo, un trattamento di favore. Il decreto Balduzzi prevedeva sì il trattamento di favore, ma diverso. Non si può dire se è più favorevole o meno, si discute. E sapete che c'è tutto un problema di legge penale, che se sopravviene una legge penale una causa in corso, c'è il tema se si applicano o no le norme sopravvenute. Quindi si sta discutendo in giurisprudenza se la nuova legge sia più conveniente o meno della precedente. E si discute. Perché quali sono le differenze? 2 essenziali, dicevo. 1. Nel decreto Balduzzi si prevedeva che non ci fosse la punibilità, ok, come qua, ma solo nel caso in cui la colpa riproverata fosse colpa lieve. Quindi invece se era colpa grave non si riusciva a far scattare il meccanismo di esclusione. Qui invece questo riferimento è completamente omesso. Quindi ogni caso di colpa può essere escluso dalla punibilità. Viceversa si parla di imperizia. Nel vecchio decreto Balduzzi non c'era riferimento all'imperizia. Quindi vuol dire, se le cause della colpa sono 3, imprudenza, negligenza ed imperizia, solo quando la colpa è per imperizia si può fare l'esclusione. Se io, medico, psicologo, sono negligente o sono imprudente, invece non ne esco.
si apre il vaso di Pandora. Cos'è imprudenza, cos'è negligenza, cos'è imperizia? Milioni di questioni, e in più si pone il problema, ma se io sono imperito, com'è possibile che io rispetti le raccomandazioni delle linee guida? Come può essere che io rispetto le linee guida e comunque non sono perito proprio nella legge Sartis, cioè nel mio modo di esercitare la professione? Enormi, ci sono già delle prime sentenze della Cassazione su questo, ce ne sono 2 diverse che sono arrivate quest'anno, che è dal febbraio 2017 insomma, e si contraddicono completamente una con l'altra su come interpretare. Ve le avrei enunciate, ma adesso il tempo è poco. Detto questo, hanno rimesso allora la questione alle sezioni unite della Corte di Cassazione, che come sapete è l'organo supremo da cui si va quando c'è proprio un conflitto giurisprudenziale per le stesse sezioni della Cassazione stessa, perché non si sa bene come interpretare questa norma da questo punto di vista. Questo sul penale. Civile, sapete che accanto alla responsabilità penale, cioè alle pene che dà lo Stato, andare in prigione per dire, o pene pecuniarie, ma che il pubblico dà come sanzione, c'è il civile che attiene ai rapporti interpersonali e quindi sono il risarcimento del danno, queste questioni qui. Cosa cambia rispetto al piano civilistico? Attenzione, che è un punto importante, chiaramente, che riguarda tutti. La struttura, e che può riguardare anche più facilmente tutti, in livello concreto, la struttura sanitaria, sociosanitaria, pubblica o privata, che si avvale di esercenti sanitari, risponde ai sensi degli articoli, questi 2 che vengono citati, delle loro condotte. Cosa vuol dire? Vuol dire che la struttura dentro cui lavorano degli psicologi, dei medici, degli infermieri, risponde delle condotte che questi hanno e nei confronti del paziente che subisce un danno. Non stiamo più parlando dei danni penali, stiamo parlando di un danno in senso più generico, ai sensi della responsabilità contrattuale. Vuol dire che è sulla base del contratto che si instaura fra il paziente e la struttura e si risponde a quel titolo lì, quella è la base della responsabilità. Questo ha delle conseguenze di rilievo che vi dico fra poco, so che il tempo è pochissimo, vado veloce. E invece, vado al comma 3, l'esercente della professione sanitaria che lavora dentro queste strutture, ok? Abbiamo in mente quindi lo schema struttura col professionista dentro. La struttura, se il paziente ha un danno e fa causa della struttura, gli chiede di pagare i danni sulla base del contratto paziente-struttura. Invece l'esercente risponde del proprio operato ai sensi qui dell'articolo 2043, salvo che abbia agito nell'adempimento di un'obbligazione contrattuale sua, non questa qui della società, assunta con il paziente. Quindi lui risponde ex 2043, è la responsabilità cosiddetta aquiliana, vale a dire extracontrattuale, che è quella, come dire, del risarcimento danni normale, di quando noi andiamo per strada e facciamo un tamponamento, di quando io creo un danno a te, ma al di fuori di un vincolo contrattuale preesistente fra me e te, è il normale principio, si chiama in termini giuridici, del neminem ledere, cioè dei rapporti interpersonali per cui io non posso creare un danno a un'altra persona. Quindi la struttura risponde come contrattuale, il professionista come extracontrattuale. E qual è la differenza? Perché è importante questo? Perché ci sono 2 differenze fondamentali, ce ne sono anche più di 2, ma andando proprio sul veloce. Il termine di prescrizione, che è assolutamente più favorevole per l'extracontrattuale, nel senso che il termine di quinquennale piuttosto che decennale, e l'onere della prova, nel senso che se io violo un contratto, tu mi citi in giudizio per il mio inadempimento, ok? E poi sono io a dover provare perché, per come, capito? Nel senso, sono io a dovermi difendere a quel punto. Se invece tu mi citi in giudizio per un danno che ti ho creato, tu nel momento in cui mi citi hai tu l'onere della prova e quindi devi tirar fuori tutti gli argomenti, provare il danno, provare il nesso causale, provare la colpa mia, e quindi è molto più difficile ottenere un risarcimento in sede extracontrattuale piuttosto che in sede contrattuale. E quindi questo è un miglioramento per il professionista, che nasce da tanti anni di giurisprudenza, che ci si chiedeva, ma il professionista di una struttura non ha nessun contratto col paziente, a che titolo risponde? Le risposte diversissime, sarebbe bello parlare, non c'è tempo. Alla fine si era arrivati alla conclusione prevalente che fosse di natura comunque contrattuale, attraverso una teoria che era quella del contatto sociale, che voleva dire che se io professionista creo un rapporto diretto col paziente, lo prendo in cura, sto creando un contatto che diciamo assomiglia a un contratto.
e quindi, a parte il gioco di parole, e quindi si creava una responsabilità di tipo contrattuale, il che voleva dire che era molto peggio, avevo la prescrizione molto più lunga, potevano citarmi anche al 9 anni e 11 mesi, e dall'altro lato che poi l'onere della prova era mio di difendermi. Quindi questo è un bel vantaggio. Attenzione, si applica anche a chi fa libera professione intramuraria oppure in regime di convenzione. Qui vi dico solo, vado velocissimo, vi dico solo che c'è per tutti i casi di responsabilità civile c'è un obbligo preventivo di conciliazione a ulteriore, come dire, diminuzione della possibilità di fare contenzioso in queste materie qui. E poi, vedendo l'orario, devo scorrere velocemente tutte queste slide, solamente per precisare che la struttura sanitaria ha poi comunque un'azione di rivalsa nei confronti del professionista quando viene citata lei, e quindi poi può chiedere, nel momento in cui la struttura deve pagare i danni al paziente, può poi fare causa al professionista per chiedere indietro il risarcimento. Questo però solo nei casi di colpa grave, e qui si torna alla colpa grave, e comunque entro un massimale che è quello del triplo essenzialmente di uno stipendio annuale del professionista, e questo è molto importante perché si pone a garanzia del professionista stesso. Qui c'è un errore della legge peraltro che a un certo punto dice moltiplicato per il triplo, quando invece deve moltiplicato per 3, e su questo lo stanno correggendo proprio nel Lorenzin. Questo avviene davanti al giudice civile per le strutture private, cioè la struttura privata va dal professionista in rivalsa in sede civile. Se invece è un dipendente pubblico, agisce attraverso la Corte dei Conti, attraverso l'azione in Corte dei Conti. Tutto questo conduce a un'estensione dell'obbligo di assicurazione, che riguarda a titolo diverso le strutture sanitarie, che devono assicurare se stesse per la loro responsabilità e tutti i loro dipendenti e collaboratori a vario titolo per la loro responsabilità anche. Non riguarda invece in questo i liberi professionisti totali, cioè che stanno completamente al di fuori dalle strutture, a cui invece continua ad applicarsi quello che era precedentemente disposto, cioè l'obbligo di assicurazione propria. Attenzione, anche tutti i dipendenti e collaboratori delle strutture sanitarie dovranno comunque farci una loro assicurazione, che non sarà quella generale sulla responsabilità civile che gli deve fare la struttura, ma sarà quella per il regresso. Non abbiamo appena detto, no? Che la struttura può tornare indietro una volta che deve pagare i danni al paziente, poi li va a chiedere al suo dipendente o collaboratore o con la Corte dei Conti o in sede civile. Ecco, contro quello, quindi per colpa grave, dovrai fartela. Diceva Gelli stesso, però sarà molto bassa, che hanno già parlato con le compagnie di assicurazione. Perché sarà bassa? Perché visto che c'è un massimale al triplo, insomma, le compagnie sono abbastanza tranquille a tenere bassi i prezzi, no? E oltre che perché sapendo che è obbligatorio, le faranno massive e con un massimale molto basso poi. Quindi su questo, insomma, non dovrebbe essere una spesa troppo grande. E qui vado velocemente perché è già tardissimo, e peccato che siano tutte cose molto interessanti. Lo riaffronteremo sicuramente, infatti, se ci saranno altre occasioni, poi distribuiremo, appunto, metterò a disposizione le slide che abbiamo fatto. Viene costituito infine un fondo di garanzia che riprende un precedente fondo di garanzia, viene implementato per le vittime da attività sanitaria, nel caso in cui, questo è il comma 7, queste qui per un motivo o per l'altro non riescono a ottenere il risarcimento. Mettiamo che la compagnia sia fallita, assicurativa o cose di questo tipo. Questo però non toglie poi tutto il tema delle responsabilità interne della struttura del professionista, cioè c'è sempre la rivalsa, questo è un piano distinto ma a tutela del paziente. Ultimo cenno, nei procedimenti sia penali sia civili si modifica tutto l'impianto di nomina dei consulenti tecnici e dei periti, prevedendo un meccanismo diverso, una terna di cui il presidente del collegio dei periti sia un medico legale e che poi si faccia affiancare da 2 specialisti della materia di cui si tratta, in cui è avvenuto effettivamente il danno. E quindi qui
Ovviamente vi cito la clausola di invarianza finanziaria come curiosità, alla fine come articolo 18, come tantissime altre riforme della pubblica amministrazione in tutti gli ambiti, si dice alla fine che deve avvenire nei limiti delle risorse del personale già in possesso dell'amministrazione, il che è un problema enorme, nel senso che poi è difficilissimo fare le cose senza soldi, e quindi questa è un po' l'ipocrisia di sistema, per cui ogni volta poi ci si incastra su questa tematica, e quindi su questo c'è un elemento di criticità. Al netto delle piccolezze, cioè al netto di questo, di varie criticità e complessità che ho citato, questa riforma è secondo me comunque un elemento di arricchimento e di rafforzamento della figura del professionista, sia, e concludo, in ottica strutturale, dicevo prima, gestione del rischio, potenzialità di risolvere questi problemi su un piano ampio, e sia su un piano individuale, perché mette più in sicurezza il professionista, limitando quei fenomeni di medicina, ma quindi anche psicologia, esercizio di professione sanitaria, difensiva, che si erano verificati negli ultimi anni anche per paura di continue cause, di continui risarcimenti o addirittura condanne penali. Grazie.